Facebook di Corto Corto, ricordiamolo perché siamo in streaming, poi andremo anche diciamo in radio, andremo su Radio Flash, andremo anche a Roma su Radio Città Futura, quindi insomma abbiamo cominciato a spargere questi nostri segnali un po' ovunque. Questa sera abbiamo cominciato qui al salotto con questa band che insomma adesso lo presento anche per chi ci sta seguendo da casa, si chiamano Agerdos. Il nome diciamo io lo dico subito, è un po' stupida come cosa, però mi ha fatto venire in mente una marca di gelati famosissima, non so se l'avete, perché mi fa un po' mi suona un po' Häagen-Dazs a me come cosa, non è quella, non è così, no. Per quale motivo? C'è un motivo diciamo particolare? C'è un motivo. Lo vogliamo svelare? Sempre un motivo. Possiamo? Beh, Dobbiamo, lo noi facciamo. siamo noi che ve lo chiediamo, se potete darci qualche indizio almeno. È semplice. Siamo partiti con l'idea di avere una formazione che potesse essere sia un po' più acustica che un po' più rock. Quindi avevamo dei pezzi sia sul cajon che sulla batteria e questo appunto ci permetteva, comunque ci dava l'idea di essere un po' più versatili e di avere quindi più sfumature all'interno dei pezzi. E per questo motivo ci è venuta in mente la parola agrodolce, che potesse appunto essere un mix di gusti, come noi proviamo ad essere un mix di suoni. E Agerdos, che sembra una parola nordica, Nord Europa, in realtà è piemontese e è piemontese addirittura. Sì, abbiamo storpiato semplicemente l'accento. In piemontese sarebbe Agerdus, però non ci dava molta dolce, adesso ho capito. Non ci dava molta credibilità forse Agerdus. E allora abbiamo detto vabbè, mettete un po' l'accento dove volete, noi ci chiamiamo Agerdos, però poi Agerdos, è successo un po' di tutto. Può sembrare all'inizio. anche sardo quasi come cosa. Esatto, così che raccogliamo un po' tutto. Può sembrare anche una cosa. Ma quindi invece voi da dove venite esattamente? Allora, noi siamo di Settimo, quindi vicino Settimo Torinese, Volpiano. Che però Settimo vuol dire tutto il mondo in realtà, perché Settimo c'è un posto dove c'è mezzo sud Italia, mezzo... sì, è chiaro, ma no? anche Volpiano. Anche Volpiano. Diciamo, sì, seconda casa della regione Calabria quasi. Sì. No, davvero, non è esatto. assolutamente, ci fa piacere. Però è così, quindi veniamo dalle colline, abbiamo origini miste anche noi, tutta Italia chiaramente, come penso un po' tutti qui presenti. Grazie, grazie, facciamo anche gli auguri. grazie. Qua c'è una data Ci importante, fanno pure c'è gli qualcuno ippipurra. che sta facendo un compleanno importante, quindi vogliamo fare gli auguri. Adesso non so come per si questo chiama la 18esimo. festeggiata. Due 18esimi. Letizia e Giada in piedi, che vi facciamo l'applauso. Dai, Letizia e Giada. Jasmine. Jasmine. Scusa. Va bene, allora le facciamo anche un po' diciamo d'accompagnamento a questo in piedi. Adesso saranno in piedi. Proviamo a farla alzare con la prossima canzone. Magari. Come si chiama la prossima canzone? Post Ego. Adesso 18 anni per rimanere nelle cose semplici. è presto. Esatto, per rimanere nelle cose semplici. Postego, Agerdos qui al salotto. Quando c'era lui ad aspettarmi, gioia sopra gli occhi, nulla mi abbandona. Prima di insegnare la sua prosa, dopo 100 passi o dopo 1.000.000 di scale, che sia dopo 100 passi oppure 1.000.000 di scale, lascio andare lo che è stato vazio e sta pieno lo che tengo dentro e smascherito.
dentro. Lo que he estado vacío está lleno. Lo que tengo dentro es más querido. Grazie. Agerdos o Agerdus, che dir si voglia, qui al Salotto questo è un pezzo senza interruzioni e siamo riusciti in questa impresa. Prima abbiamo avuto qualche piccolo scratch. Senti, io vi chiederei, visto che siamo anche in streaming, se potete magari presentarvi, è una delle vostre prime apparizioni qui al Salotto, vorremmo almeno registrare, se avete voglia di presentarvi, e anche le varie mansioni che avete all'interno del gruppo, chi è diciamo l'economo, chi è ritardatario, chi è queste cose proprio qua. come caratteristica. Allora, Per darci un po' un appunto così. Ritardataria qua presente. si apre una bella parentesi perché proprio ieri sera